Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Cari telespettatori, ben ritornati. Siamo come sempre nella giornata dedicata all'approfondimento che riguarda il mondo degli anziani, dei pensionati, e quest'oggi finalmente andiamo ad affrontare un tema estremamente delicato. Molti di voi ci hanno richiesto di tornare su questo tema, quindi parliamo delle case di riposo, parliamo di un progetto molto importante che ha riguardato chi vive e chi lavora in queste realtà, quindi non soltanto persone che sono coinvolte attivamente, ma anche naturalmente il personale che lavora e naturalmente le famiglie, insomma tutta una componentistica molto importante e strategica. Parliamo con questo naturalmente con lo SPI-CGIL del Veneto, Rosanna Bettella, ben ritornata qui con noi, responsabile coordinamento donne dello SPI-CGIL Veneto, e Palma Sergio, segretaria funzione pubblica CGIL. Allora, perché segretaria funzione pubblica CGIL e perché il coordinamento donne? Vediamo di capire, c'è un progetto che riguarda entrambe, sì. Quindi funzione pubblica vuol dire chi lavora nelle strutture, certo, sostanzialmente. Allora, tutto parte dalla riflessione che abbiamo fatto come coordinamento donne dello SPI a livello regionale sulla violenza contro le donne. Era un po' prima del 25 novembre che è la data, la giornata internazionale contro la violenza alle donne. E anche su indicazione e sollecitazione del coordinamento nazionale dello SPI ci veniva chiesto di focalizzare la nostra attenzione per quanto riguardava iniziative, discussioni, gruppi di lavoro eccetera, di focalizzare l'attenzione sulla violenza sulle donne anziane e in particolar modo sulle donne più fragili, e secondo noi erano quelle ospiti, residenti, che vivono nelle case di riposo. Questo a livello nazionale o anche a livello veneto? Perché questo è molto importante da capire. A livello nazionale questa indicazione c'era stata ancora dall'Assemblea Nazionale delle Donne, che si era tenuta sempre in ottobre a Verona, e quindi noi come coordinamento regionale l'abbiamo fatta assolutamente nostra questa indicazione. E allora, come affrontare il tema delle donne che vivono nelle case di riposo? Come affrontarlo? Da che punto di vista? Perché il tema era la violenza, per cui è molto delicato, c'è violenza nelle case di riposo, davvero ci sono segnalazioni rilevanti. Ecco, allora, intanto anche sulla stampa ogni tanto salta fuori qualche struttura che viene indagata e anzi addirittura chiusa per maltrattamenti, per violenze e quant'altro. E lo stesso vale per strutture per minori, insomma tutte quelle strutture residenziali che si occupano di persone fragili, e sono gli anziani e i bambini per la maggior parte. E allora anche direttamente noi comunque come sindacato pensionati abbiamo ricevuto nel corso degli anni segnalazioni da familiari di ospiti in queste strutture, e posso anch'io fare riferimento proprio a un caso che mi è successo direttamente, anzi più di uno, ma insomma uno in particolare, di un figlio che mi veniva a porre questo problema. Mia mamma ogni volta che vado a trovarla piange, molto triste, dice che lei è molto triste, che e presenta dei lividi, ha dei lividi sulle braccia, e io ho il sospetto che succeda qualcosa, ma lei non mi dice niente di concreto. Allora lui dice: io sono un iscritto al sindacato, vengo al sindacato pensionati di cui mia mamma anche lei è un'iscritta, cosa può fare il sindacato per questa cosa? E mi ricordo che in quell'occasione ho detto che la situazione è molto delicata,
perché bisogna prima di tutto avere prove tangibili, no? E bisogna capire davvero qual è il contesto, quali sono le situazioni, qual è la situazione anche sanitaria della persona ospite, insomma ci sono tante variabili. E davvero in quel momento ho anche vissuto un po' l'impotenza che possiamo avere, no? Come persone esterne rispetto a certe problematiche. E naturalmente attraverso le nostre delegate, i nostri delegati, in quel caso mi sono informata, ho provato a verificare, ho provato a sentire che clima c'era in quella struttura. Poi noi come sindacato pensionati ci incontriamo anche con le case di riposo, ma parliamo di rette, parliamo anche di qualità, però è in un confronto con le amministrazioni in cui apparentemente tutto funziona alla grande, insomma no, non riesci a cogliere se ci sono situazioni estreme o comunque molto critiche. Ecco, quindi da questa sensazione di impotenza, no? Da questa difficoltà a capire se tutto quello che ci viene raccontato, quello che pensiamo, o anche se magari ne abbiamo anche sentore per esperienza personale, perché insomma siamo anche persone che hanno familiari, che hanno mamme, papà, che magari sono certo. dentro alle strutture, e quindi abbiamo pensato che come possiamo provare a trovare delle risposte a questo, se non parlando con chi ci lavora dentro. Allora l'idea è stata quella di coinvolgere la funzione pubblica, nel caso Palma, che si è occupata e si occupa di strutture residenziali per anziani e soprattutto di una fattispecie, dopo magari lo dirà meglio lei, e quindi abbiamo provato a ragionare. Cosa dici? Si possono mettere insieme un gruppo di pensionate che magari hanno lavorato nelle strutture delle case in queste strutture e che quindi libere, non ci lavorano più, non hanno più condizionamenti, non hanno più ricatti anche, no, del posto del lavoro, possono dire molto liberamente qual è stata la loro esperienza. Quindi persone slegate dalla struttura stessa. Quindi pensionate nostre e lavoratrici invece che attualmente ci lavorano. Però e quindi le mettiamo a confronto, costruiamo questo gruppo in cui si confrontano su questo tema, sulle relazioni che si instaurano tra, per la maggior parte, noi diciamo lavoratrici e ospiti donne, perché la maggior parte sono comunque donne, sia fra le ospiti sia fra i lavoratori. Ma pare incredibile a confronti di donne anziane, perché a un certo punto potrebbe essere anche nei confronti magari di uomini anziani che magari fanno perdere la pazienza al personale, che diventano... tra il 75 e l'80% degli ospiti delle case di riposo sono donne. Ah, perché quindi vivono anche più a lungo. Quindi sì, è un'altissima percentuale. Tra le lavoratrici idem, la percentuale è la stessa. Sono donne, sì. Perché sono lavori di cura, perché comunque i lavori di cura sono appannaggio ancora nella nostra cultura delle donne. Certo. Ecco, quindi proviamo a costruire, avevamo pensato di costruire questo gruppo, quindi metterle a confronto, parlarne molto liberamente e vedere cosa salta fuori. Naturalmente però per fare questo lavoro, siccome si parla di emozioni, si parla di affetti, si parla di vissuti personali, di come si è, insomma noi siamo sindacaliste ma non siamo ancora psicologhe e quindi abbiamo pensato che potevamo chiedere l'aiuto a un centro di psicologia e psicoterapia funzionale, che è un centro con cui collaboriamo anche per altre questioni, in più occasioni, e quindi le due psicoterapeute, la Roberta Rosin e la Valentina Cincotto, quando abbiamo fatto questa proposta, abbiamo detto noi abbiamo questo gruppo, e loro hanno detto è un'esperienza assolutamente per noi nuova, non ci siamo mai occupate di questo tema nello specifico, e però ci stimola davvero molto. E quindi hanno accettato l'incarico.
Dopo abbiamo costruito il gruppo e naturalmente il gruppo doveva essere variegato, quindi che rappresentasse tutte le province della nostra regione, in modo da avere così lo spaccato un po' di tutte le realtà, lo stesso sia per le pensionate sia per le lavoratrici. Diciamo che non siamo proprio riuscite alla fine a coprire completamente, però insomma le pensionate erano rappresentanti di 5 province, le lavoratrici di 6, quindi insomma alla fine 11 donne tra lavoratrici e pensionate che si sono resi disponibili a incontrarsi per 5 incontri e ogni incontro durava 4 ore, 3 ore e mezzo, 4 ore nel centro di psicologia, perché c'era l'ambiente adatto, il setting giusto e devo dire che è venuto fuori tantissimo materiale, insomma, no? Ecco, ed è raccolto in questo libretto insieme, che abbiamo presentato il 13 marzo, l'abbiamo voluto rappresentare intorno all'8 marzo perché ci sembrava il modo più giusto, insomma, per dare celebrità alla giornata internazionale della donna, e abbiamo visto che insomma è stato accolto molto favorevolmente, c'è stata molta partecipazione. A questo incontro abbiamo invitato anche le amministrazioni di tutte le case di riposo e strutture residenziali per anziani del Veneto. Certamente non hanno aderito tutti, ma insomma c'è stata anche qua una rappresentanza, e comunque chi non è venuto ci ha tenuto a dire che vuole un rapporto stretto, e vuole anche avere il prodotto, che poi avevamo un obiettivo in quei gruppi, no? Che era quello di mettere insieme i vissuti, le esperienze eccetera, ma per un obiettivo ben preciso, che era quello di scrivere un decalogo delle buone pratiche. Quindi le cose positive che bisognerebbe fare, nelle strutture, e che noi mettiamo a disposizione delle strutture, delle case di riposo, ma soprattutto delle lavoratrici, no? Delle nostre e delle famiglie e delle ospiti delle case di riposo, perché pensiamo che tutti insieme, le cose, allora se si sta tutti insieme si va verso lo stesso obiettivo, forse le cose funzionano meglio e cambiano. E soprattutto diventa anche più stimolante anche per chi lavora, perché è un lavoro molto faticoso, diciamo, sia fisicamente ma anche psicologicamente. Le persone sono persone estremamente delicate, fragili, per cui hanno anche difficoltà, però comunque sono persone che hanno una sensibilità e un'intelligenza comunque normale, rilevante che sia, quindi comprendono anche lo stato d'animo di chi lavora, quindi c'è un'interazione che, se ad un alto livello regge un sistema che cresce, si sta bene, altrimenti si precipita sempre più. Allora, benissimo la descrizione che ci ha fatto la segretaria, allora la coordinatrice. Parliamo adesso con lei, questo decalogo. Io chiedo magari alla regia anche se riesce a metterlo in onda, almeno riusciamo così per farlo vedere, se si riesce a leggere, comunque noi lo vediamo un po' insieme, eccolo qui. Star bene insieme. Io vedrei punto per punto, in modo che lei comincia a svilupparlo, poi ci supporta. Sì. Allora, garantire la dignità a tutte le persone coinvolte attraverso la stesura e l'applicazione effettiva del codice etico. Codice etico, vero? C'è un codice etico? Allora, il codice etico è al primo punto di questo decalogo, perché nella discussione in cui tra l'altro tutte si sono messe in gioco, a partire da noi, insieme a chi ha partecipato ci si è messi in gioco, e c'è la necessità proprio di avere un codice etico. Tant'è che l'obiettivo successivo che noi ci siamo date, cioè quello di lavorare nello sviluppare questo codice etico di cui stiamo parlando. Ci sono strutture che sono dotate di un codice etico, probabilmente e sicuramente, ma tante altre sicuramente no. Il che vuol dire che se c'è, bisogna applicarlo. L'eticità va declinata
Tant'è che le nostre lavoratrici, le nostre delegate che hanno partecipato al corso, addirittura hanno proposto nell'ambito della propria formazione, non solo una formazione di natura tecnica, quindi l'insegnamento alla professione, sì, ma anche una professione che sviluppi una interiorità e quindi successivamente l'empatia, l'umanizzazione, tutte quelle cose che fanno anche parte di un codice deontologico, se così vogliamo chiamarlo, e che possono aiutare sicuramente le relazioni tra persone, non solo tra le persone che assistono altre persone, in questo caso le donne, che faccio un inciso, le lavoratrici che ci sono in queste strutture sono circa l'80% sono donne e l'età media è tra i 45 e i 50 anni. Giovanissime, sono giovanissime. Ecco. No, faccio il sorriso perché è un lavoro faticoso, noi, cioè richiede energia fisica. Tra l'altro, c'è la battuta che viene sovente quando ci troviamo a discutere tra di noi è proprio questa, cioè sono già in procinto, smetto di lavorare, vado in pensione e un minuto dopo posso essere ospite della struttura presso cui lavoro. Ecco. Figurarsi di un domani, cosa non sa. Quindi il codice etico è proprio questo ed è derivato da questo intento, da alcune parole che sono comuni sia a livello lavorativo che a livello di assistenza, perché sentendo le familiari, allora ci si dice persona, dignità, rispetto, attenzione, sono tutte cose che vanno poi declinate e chi li deve declinare non sono solo i lavoratori, cioè le lavoratrici, ma sono anche coloro che attendono alla direzione di queste strutture. Quindi è tutto un insieme che deve collaborare per dare le giuste relazioni tra le persone. Ecco, diciamo è un po' difficile spiegare il codice etico perché l'eticità è un qualcosa il cui risultato si vede dopo. Assolutamente. Ecco. Impegnarsi tutti insieme per creare e mantenere un clima di benessere, armonia, trasparenza e fiducia reciproche. Ecco, benessere, armonia, questo sarebbe l'ideale. Perché trasparenza? Qui c'è un patto morale che bisogna sviluppare, bisogna concretizzare. E la trasparenza è la parte essenziale di questo patto morale. Cioè vuol dire che le strutture in quanto tali devono dire qual è effettivamente l'azione che faranno sull'utente, alle lavoratrici, ai lavoratori, qual è il loro ruolo all'interno, quindi chiaramente io dove sono. E questo permette da un lato a me familiare di anche collaborare, no? E di capire che cosa viene esercitato, quindi l'azione, che mi vengano spiegate bene le cose, che mi vengano spiegati bene i passaggi e quindi questo permette di avere delle strutture, noi le chiamavamo quando ragionavamo, facevamo queste giornate, case di vetro, no? Dove io ho chiaro che cosa avviene lì dentro. Un po' come l'iniziativa avevate fatto tempi fa, aprite queste porte. Ecco, no? sì, ma infatti deriva da là, diciamo che è in continuità con quel ragionamento dove anche lì lo SPI e la funzione pubblica hanno lavorato insieme su quel progetto. Quindi proprio questo, trasparente, cioè si deve vedere, ma questo va bene, cioè va a beneficio sia della lavoratrice, del lavoratore, che del familiare. Certo, assolutamente. E agire in sinergia, senza però sovrapposizioni, proprio perché io so bene qual è il mio ruolo come lavoratore. Io familiare so qual è il mio ruolo, che cosa viene fatto lì dentro.
in questo modo, diciamo, non ci sono fraintendimenti o magari anche atteggiamenti che a volte sono negativi nell'esercizio della professione e nell'esercizio anche di me come soggetto che voglio vigilare, voglio capire. Ecco perché bisognerebbe arrivare al punto, visto che più avanti si va più sarà la società di grandi anziani, perché stiamo parlando di grandi anziani, arriva al punto che qualora una persona dovesse accedere a queste strutture perché non può risiedere nella propria abitazione per una serie di ragioni eccetera, non si senta scoraggiato, abbia timore di farlo, perché a me è capitato un paio di persone che lavorano in queste strutture, in una certa zona anche del Veneto, per carità dopo si comprende, che ho detto, per carità, se piuttosto morire che non finire dove lavoro io. È gravissimo, è no? gravissimo, infatti io dico, caspita, Infatti, uno dovrebbe dire no, infatti. Siccome ci lavoro, anzi ci sarei contentissimo perché io so con tutte le so il tipo di assistenza, di supporto, se qualsiasi cosa ti possa capitare, invece se succeda questo è tremendo, certo. Cioè vuol dire tremendo sia per chi ci lavora, perché vuol dire che lavora in condizioni terrificanti, ma soprattutto perché stai veicolando un messaggio che fa rabbrividire, che appunto certo. va contro quello delle pareti di vetro, no? Esatto. Assolutamente. Esatto. Infatti noi le abbiamo definite case accoglienti. Ma perché case accoglienti? Perché dovrebbero essere così. Chi va in queste strutture alla fine deve considerare quelle strutture come la propria abitazione. Sì, infatti. Diventa casa sua, quindi non solo trasparenti ma case accoglienti. E questa cosa la si può determinare in un lavoro di gruppo nel quale ci sono dentro tutti. Infatti una delle nostre partecipanti al corso diceva proprio questo, ed era lei faceva la caposala come professione, e dice io ho potuto constatare che nel momento in cui c'è un gruppo coeso, quindi a partire dal vertice per arrivare all'ultimo tassello, no, di quell'organizzazione, la cosa è eccezionale. Perché? Perché si fa fronte alle difficoltà, il gruppo ti sostiene, si affronta anche a volte l'aggressività, no? Perché noi abbiamo in queste strutture Alzheimer, demenze, quindi ci sono delle situazioni che a volte diventano difficilmente gestibili. Se c'è una buona organizzazione, un gruppo che interviene, queste sono situazioni che si possono affrontare con più leggerezza per gli uni e per gli altri. Quindi questo vuol dire il cosiddetto patto morale che bisognerebbe fare. Assolutamente. E poi tra l'altro trasparenza fa pensare anche a strutture aperte, come voi avete sempre propugnato, centri di servizio per i cittadini, per la cittadinanza, che renderebbero ben felici gli ospitati di vedere un po' di vita. E poi sarebbero molto utili perché, visto che comunque sono strutture estremamente costose, questo resta uno degli eterni problemi, almeno in qualche modo si potrebbe ammortizzare anche i costi, no? Sì, cioè, che diventino veri e propri centri servizio, no? Aperti alla comunità. Qual è il limite allo stato attuale? Quindi aggiorniamo un po' i nostri telespettatori per trasformarli in centri di servizio. Beh, adesso è in discussione anche nella nostra regione questa riforma delle IPAB per capire appunto come saranno. Ecco, ne parliamo magari perché martedì sera con l'assessore regionale, faremo l'approfondimento in prima serata su questo, quindi se ne sta parlando, insomma. Sì, se ne sta parlando e sarà utile appunto fare un approfondimento dedicato. Specifico. Allora, crescere e divulgare la cultura della reciprocità e dell'umanizzazione, che cosa dice a questo proposito lei? Crescere l'umanizzazione e la reciprocità, questo è un po' quello che diceva anche Palma prima, no? Non ci possono essere gerarchie intanto, no? Non ci può essere chi ha il potere e chi lo esercita su chi è più debole e più fragile. Io sono l'operatore, sono l'operatrice e quindi tu non sei neanche più una persona e sei una cosa buttata là in un letto e io devo solo svolgere il mio lavoro e per favore
Certo, ecco. ci deve essere uno scambio, insomma, chiarissimo. Alla pari, deve essere sempre uno scambio alla pari. Certamente le ospiti sono quelle più in difficoltà, no? Sono quelle che sono più, è più appariscente la loro fragilità, ma anche le lavoratrici. Anche chi lavora, assolutamente. Infatti, perché è un lavoro così pesante, no? Così difficile, che se poi non ci metti l'umanizzazione, non ci metti queste cose. Però forse ci vuole appunto corsi di aggiornamento, di formazione, sì. di motivazione, tanti aspetti psicologici che tante aziende, nemmeno le aziende private fanno, sì, figuriamoci in queste strutture. Il problema è che la formazione non viene fatta su questi aspetti. Esatto, quando hai a che fare con persone, quella dovrebbe essere al primo posto. Assolutamente, dobbiamo andare subito in pubblicità, per cui dopo torniamo su questi temi che sono molto molto importanti. Pochi secondi di pubblicità.